Amici bellini, riesumiamo anche vecchie magliette che se mi alzo troppo diventa della Francia, quindi piano, devo stare basso. Simeone in uscita, che insomma bene o male già sapevamo, qualche altro aggiornamento di mercato, ma soprattutto questa intervista di Juan Jesus. Non c'è molto altro oggi, ma domani si va in campo e siamo quasi tutti infortunati, quindi aggiorniamoci. Perché poi l'estate è questa, noi abbiamo avuto un'estate molto calda a livello di mercato come non ne avevamo da tanto tempo, quindi non ci possiamo lamentare, però dobbiamo aggiornare anche su quello che è lo stato di forma della squadra che deve affrontare queste amichevoli, deve preparare tutto il pre-season, deve essere fatto bene. Benvenuto Fernando De Laurentiis. Ora non credo che sia tutto questo, però c'è una I sola, il nostro De Laurentiis è con due I. E quindi benvenuti a tutti iscritti, benvenuti ai nuovi che si sono abbonati, grazie infinite per il vostro supporto. Ricordo a quelli che mi stanno scrivendo per il Fantacalcio, abbonamento oppure il supporto su Ko-fi mensile, come sapete in tutte le cose in descrizione, e vi inserisco nel gruppo Telegram e ci divertiamo parecchio. Allora, c'è questa intervista di Juan Jesus da parte di Umberto che mi faceva piacere ascoltare insieme a voi, perché ci sono dei passaggi dove Juan Jesus è semplicemente perfetto. Poi a livello tecnico, tattico si può discutere sul ragazzo, però lui parla veramente da leader, ma parla da uno, e stiamo guardando, no, come alcuni giocatori che possono essere bravi o meno non hanno una dimestichezza con la comunicazione quando gli mettono un microfono, non tutti ce l'hanno, e quindi sapete a cosa mi riferisco. Invece Juan è veramente fortissimo sotto questo punto di vista, è uno dei migliori che abbia mai sentito parlare per contenuti, oltre per il modo in cui si esprime. E quindi Umberto fa un passo indietro che io apprezzo, perché ricordiamo le sue critiche asprissime, ma veramente al limite della querela a volte, dal mio punto di vista, ma poi non erano contro di me. E quindi Juan Jesus è ancora più bravo e ancora più superiore rispetto a certe cose che abbiamo sentito con le nostre orecchie, e che forse era meglio essere un pochino più prudenti. Però apprezziamo quando Umberto fa un passo indietro. Qualcuno potrebbe dire che è una capriola, all'indietro è un backflip, però rimanere sulle proprie posizioni sarebbe ancora più sbagliato di fronte a prestazioni che sono state egregie in un campionato dove è stato importantissimo utilizzarlo, perché Buongiorno ci è venuto meno troppo spesso e lui si è fatto trovare più che pronto nello scetticismo generale, perché non era solo Umberto ma la stragrande maggioranza dei tifosi che poi sono riusciti ad attaccarlo anche quando non aveva alcuna colpa, e invece Juan Jesus zitto e muto si è messo là a fare il suo lavoro, ed è importante. Vediamo se ci sono dei passaggi interessanti. Il difensore Juan Jesus, che era venuto per dare una mano al Napoli, giusto? E sono 5 anni, un po' imprevisti, perché nessuno pensava che tu potessi durare così tanto a Napoli, e invece già questo nessuno pensava, onestamente. Tu pensavi, io non pensavo, tu intervistatore non pensavo, non come al solito c'è questa cosa di mettere in bocca a tutto il resto dei tifosi quello che loro pensano, questo no. Hai vinto 2 scudetti, sei uno dei giocatori più titolati di questa squadra, lo sai che nella storia hai gli stessi titoli di Maradona? No, questo mi fa piacere, forse era una sorpresa perché non mi conosceva, ma io sapevo delle mie qualità, di quello che potevo fare, quindi la prima persona che comunque ci ha creduto in me è stato Spalletti, quindi senza di lui non sarei arrivato a fare storia a Napoli, quindi poi ovviamente sono arrivato al allenatore, adesso abbiamo il mister Conte che comunque ho la sua fiducia, quindi sono contento di aver trascorso comunque tanto tempo, aver vinto 2 scudetti, speriamo che possiamo anche continuare a fare storia. Tra l'altro 2 scudetti in cui sei stato protagonista, perché sia nell'anno di Spalletti sia con Conte hai avuto parecchio spazio e hai dovuto giocare con continuità. Sì, certo, con Spalletti mi sa che in campionato ho fatto 18-19 partite, siccome lui girava tanto tra me, Kim, Amir, ma anche Ostergaard, quindi avevamo un bel gruppo, anche l'anno scorso purtroppo con le fortune di Buongiorno ho avuto più spazio e ho potuto
vedi già come quando lui dice, a parte che cita anche Ostigard e la mentalità da leader di spogliatoio che cerca di non dimenticare nessuno, poi quando dice purtroppo l'infortunio di Buongiorno, la consapevolezza che Buongiorno viene comprato da titolare inamovibile che deve fare la differenza e lui sa di stare un gradino dietro e dice purtroppo l'infortunio di Buongiorno, e poi tocca a me. Poi ti sei fatto male pure tu, però. Sì, ma comunque succede il nostro lavoro, ma ho potuto dare il mio contributo finché potevo. Senti, a proposito di contributo, fammi capire, il calcio è misterioso. 2 anni fa difesa Colabrodo. La difesa era composta da Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Olivera, Lobotka e anche sta davanti alla difesa. Gli stessi uomini, la migliore difesa d'Europa. Come succede? Guarda, il calcio è molto strano, come ha detto prima lei. Il fatto è che comunque noi diciamo difesa, però se c'è una squadra che difende insieme, se è tutta la squadra, ovviamente diventa molto più facile il nostro lavoro. Noi ovviamente prendiamo responsabilità degli errori che ci sono stati fatti 2 anni fa, non ci nascondiamo, quindi il discorso, no, del difendere l'essere squadra, che poi questa è una cosa che si dice spesso, è anche banale, si difende in 11, non è solo colpa dei difensori, ma io sottolineo proprio il fatto quello che noi abbiamo rilevato durante la stagione disastrosa è proprio che ognuno un pochino pensava ai fatti suoi, quindi non siamo stati squadra. Quegli errori comunque ci ha fatto crescere, comunque imparare che comunque non possiamo scendere nemmeno di 1% di attenzione, perché il nostro dovere è difendere. Se non c'è un aiuto da centrocampo degli attaccanti, ma comunque dobbiamo fare il nostro, che è difendere. Ma è il passato comunque. Però ora ce la devi dire, la pozione magica di Conte qual è? Il segreto? No, non è, perché Conte è uno che comunque non dico nemmeno quelli che erano prima, Garcia, Mazzari o Ciccio, che c'è un buon rapporto, non sapevano fare la difesa, ma comunque sono determinate dinamiche in cui uno ci crede e poi va avanti per la sua strada. Il ci crede secondo me fa anche il paio con quello che io spesso vi dico della credibilità dell'allenatore, perché quando uno ti dice una cosa fai così e ti fidi anche dello storico dell'allenatore, evidentemente con Garcia, con Mazzarri, con lo stesso Calzona c'era meno questa cosa qua. Conte c'è il suo metodo, c'è il suo lavoro, che comunque è uno che non ci fa mollare di 1% di attenzione, quindi sta sempre addosso. Ti dice... Chi è più martello, lui o Spalletti? Mister Conte, perché comunque anche di carattere suo è uno che comunque anche per la sua storia, la sua carriera che ha fatto è sempre stato così, uno tosto, ripeto, ognuno ha il suo metodo, non è giusto o sbagliato, ma il mister è uno che ci dà il 100%, e ovviamente si vede in campo tutto quello che facciamo. E tu con questi 2 allenatori vincenti hai avuto sempre un ottimo rapporto, ma perché sei uno dei leader della squadra, confessalo. Falso! Falsissimo! Non è che sono leader, uno sono più grande, quindi un po' più di esperienza sicuramente uno ce li ha, ma io provo ad aiutare nel mio meglio, sia con una parola sia in campo. Ovviamente devo essere l'esempio, quindi devo arrivare presto, devo comunque allenarmi bene, perché poi i giovani guardano quello più grande, quindi io devo essere un esempio, provo sempre a dare, come ho detto prima, dare un contributo a quello che posso fare. Senti, è cambiato il modo di difendere nel calcio di oggi. Io vengo da una generazione dove si difendeva uomo, c'erano i grandi duelli, terzino, Borgnic Riva, cose di questo livello, botte da Orbi. Oggi difendete di reparto, però avete un po' perso nella marcatura uomo, nell'1 contro 1, forse siete molto più bravi nella linea, nel reparto, nel salire, ma nel duello individuale, non giocando più a uomo, forse è perso qualcosa? Guarda, il calcio ovviamente cambia tanto, però non penso che sia una questione di marcatura uomo o di reparto, anche perché se andiamo a guardare la partita Napoli-Juve, io andavo a prendere Coppa Maines dentro area, quindi lì era uomo a uomo. Dipende molto dalla partita, dipende molto da quello che va. Ha giocato Coppa Maines, non me lo ricordo. Quindi lì è... sorride ma senza andare appresso a quello che è uno sfottò, che ci sta, perché ci sta da parte di un giornalista schierato Napoli, ci sta lo sfottò, ma ci sta che il professionista non lo segua, fa semplicemente un sorriso. Perfetto.
va molto in base alla partita, difendiamo di riparto, magari mister vuole che spacchiamo un po' di più coi difensori in avanti come è successo con la Juve, ma tante altre partite, quindi oggi è molto tattico, quindi va molto in base come quella squadra attacca, come dobbiamo difendere, come dobbiamo attaccare, e giustamente prima era terzino contro lo esterno, difensore contro l'attaccante, e va bene così. Seguivate anche nello spogliatoio? Sì, ma guarda, ci sono le squadre che fanno così, diciamo l'Atalanta fa così, poi c'è le squadre di Giuric ha sempre fatto così, quindi dipende dall'allenatore, dipende come affronta la partita. Senti, il mister Conte ha detto che chi porta lo scudetto sul petto è favorito. L'anno prossimo sono 100 anni del Napoli e ripartire l'anno prossimo al 1° agosto di nuovo con lo scudetto sul petto ti farebbe diventare perfino più titolato di Diego, di Ferrara, di Carnevale, di De Napoli, cioè entreresti nella storia tra i 10 giocatori più vincenti di sempre. Qua devo dire la verità, mi piace molto. La domanda sembra banale, ma invece mi piace molto perché ti dà la possibilità e credo che Conte ci stia lavorando parecchio, non solo di ricordare al gruppo, dice l'ultima stagione che avete fatto con questa addossa maglia ricorda brutte partite, mentre già pensate a quelli che c'erano e non vi permettete di ripetere quel tipo di stagione, ma ti dà un ulteriore stimolo se ce ne fosse bisogno, nel senso che tu non solo non devi fare brutta figura e devi difenderla, ma pensa quale impatto anche mediatico, generale, sociale, di storia del calcio italiano è arrivare allo scudetto, cioè festeggiare i 100 anni con un altro scudetto addosso, ed è una cosa assolutamente nuova per noi l'essere i favoriti ai nastri di partenza. Poi l'analisi la facciamo bene, se lo siamo effettivamente alla fine del mercato. Vedremo se ci sono dei tasselli che mancano e come si sono mosse le altre squadre. Però è un bello spunto che si dà a lui e che non credo che Conte ne abbia bisogno, ma che si può dare a Conte anche per dare l'impatto positivo, non solo la paura del negativo, dice non vi permettete di fare una brutta stagione, ma anche il positivo, cioè fate una grande stagione, la ricompensa è 3 scudetti, 1 in più di Maradona, sarebbero 3 in 4 anni, arrivi allo scudetto, al centenario con un altro scudetto, la maglia del centenario con lo scudetto, noi già ci lucidiamo gli occhi, quindi buona domanda, mi piace. Sarebbe bello, noi siamo all'inizio della stagione, stiamo preparando comunque la stagione che verrà, che sarà comunque molto difficile tra partita dei Champions, Coppa Italia. Porteremo comunque, daremo tutto perché, come ha detto il mister, noi abbiamo l'obbligo di difendere, lo scudetto ce l'abbiamo noi sul petto e sarà il nostro dovere difendere fino all'ultimo come abbiamo fatto l'anno scorso, che comunque vincere. Adesso vincere è bello, quindi dobbiamo continuare a vincere per festeggiare, perché comunque entrare nella storia di una squadra, in una società importante come Napoli è una cosa che penso non si può paragonare. Perfetto. È arrivato anche Sam, anche Marianucci a darvi una mano, quest'anno dovrei sgomitare un po' di più. No, ma io sono tranquillo, io faccio il mio lavoro, poi sarà il mister a decidere. Io ti stima molto. Quindi quello che posso fare è aiutare i ragazzi, perché comunque vengono da squadre diverse, comunque anche in modo di difendere, quello che posso fare lo faccio, perché si vede come sono ragazzi per bene. Noi abbiamo un gruppo veramente di ragazzi buoni, a volte dico anche a mister che a volte siamo troppo buoni, dobbiamo essere un po' cattivi ogni tanto. Ve lo ricordate? Stanno arrivando i delinquenti, quelli là proprio cattivi, cose. Kim, buonissimo, giusto perché tiene un tatuaggio, era il cattivo. Olivera, tutta gente buona, forse troppo buona, proprio il discorso della ragazzimma, che ogni tanto Lucca ripete, la ragazzimma. Juan Jesus intravede forse che siamo troppo buoni alle volte anche nei confronti degli arbitri, anche a volte, e lui stesso lo dice, cioè, mister, qua siamo troppo a pane e formaggio, dobbiamo essere un po' più cattivi dentro le partite, ma va bene così. Se sono calciatori che aggiungi qualcosa per vincere, a me mi sta benissimo. Senti, grande Baldari ogni tanto mi manda gli sfottò che tu mi mandi perché io ti ho criticato, e io ho detto ci devo stare perché chi ha ragione, chi vince ha sempre ragione. No, ma io sono sempre tranquillo, le polemiche, le critiche, ovviamente uno dopo, sono 15 anni che sto qua, quindi ho imparato abbastanza a subire le critiche, poi
Se lo tocchi Sassolino? No, io non tocco Sassolino, io faccio il mio lavoro, dimostro coi fatti, perché con le parole siamo tutti bravi, poi quando c'è la parola e i fatti di mezzo vince sempre i fatti. Io sono contento che sei rimasto, te lo posso dire. Senti, 5 anni a Napoli. E tra l'altro noi non sappiamo, cioè questo è un rapporto che poi resta nel chiuso di messaggi privati tra gente che ha un rapporto, perché ovviamente i giornalisti, specialmente quelli là più famosi, più importanti, hanno un rapporto diretto con quello che è l'ufficio stampa del Napoli, Baldari, Lombardo, e quando poi ci sono delle critiche esagerate sappiamo che dal giocatore che poi ci arriva poi lo spunto per poter rispondere in maniera scherzosa o meno, questo non lo possiamo sapere, in questo caso credo senza malizia, e Baldari riporta e quindi ci sta tutto questo intreccio di cose, ma lui dice io non mi devo togliere nessun sassolino, non è che ho giocato bene per rispondere alle tue critiche, io faccio il mio lavoro e basta. Poi tra l'altro a volte per i tifosi e pure per certi giornalisti i fatti nemmeno bastano, perché ci sono dei fatti, loro non li vedono o fanno finta di non vederlo e continuano con le critiche, là non ci puoi fare niente. Non vive. Sembra quasi che sai, poco. Allora, Che ti ha dato questa città? Tanto, è una città in cui sto bene, i tifosi comunque, ovviamente ho vissuto i momenti brutti, i momenti belli, quindi loro sono passionali, capisco comunque l'amore che provano per il Napoli, loro vogliono solo che il Napoli vada bene. Esatto. Come ho sempre detto, che ho detto a Dimaro, no? Che loro possono usare questa passione al favore nostro, nel senso quando stiamo lì a giocare dobbiamo sentire il pubblico che c'è con noi, non avere quello oddio se facciamo gol o se prendiamo gol, di non avere diciamo ansia, perché comunque il tifoso deve tifare fino all'ultimo, se perde o se vince ovviamente poi faremo le nostre conclusioni, però il tifoso deve essere un calciatore in più e comunque lo stadio, il Maradona è uno stadio che si sente tanto Emozioni dà? Tanta, perché poi c'è la musichetta della Champions. sì, la musichetta della Champions, tutto quanto, e quando vinciamo, quando si vede che comunque riparlo comunque di Napoli-Juve, quando è finita la partita c'era uno spettacolo bellissimo su spalti, ma anche su tante altre partite che loro ci hanno sostenuto. Però tu hai imparato come prenderti i tifosi dalla tua parte, basta che parli delle vittorie sulla Juve e la gente è contenta. No, non credo, però ci sono tante altre vittorie in cui abbiamo fatta a Maradona perché c'era il pubblico, c'è lo stadio a nostro favore, perché ripeto, loro devono essere un calciatore aggiuntivo a noi Vedete come poi alla fine anche la domanda banale, le emozioni, che cosa ti dà questa città, che cosa non ti danno i tifosi, e tu puoi dire sono grandissimi, che bello, la maglia sudata per voi, oppure utilizzare la domanda per portare un messaggio che è la terza, quarta volta che sta ripetendo e che spero che il tifo allo stadio raccolga e capisca. Nel dopo partita siamo tutti liberissimi di fare di dire quello che vogliamo se non siamo contenti, ed è giusto che sia così, è il lavoro del tifoso. Ma durante la partita, specialmente chi è allo stadio, nel chiuso delle vostre case o del mio studietto, ma durante la partita dovremmo dare quel qualcosina in più che forse non sempre diamo. e sostenere fino all'ultimo minuto, perché può essere 0-0, all'ultimo minuto c'è la pressione del tifoso, facciamo 1-0, vinciamo tutti. Complimenti per il tuo italiano, io vorrei parlare il portoghese al 50% di come tu parli italiano, ma io non mi fido della tua napoletanità, ti devo fare il test. Vabbè, il test a sfogliatella, pasta e patana, mozzarella, su questo inutile andare avanti. Complimenti a Umberto per l'intervista, perché vedi come poi con la morbidità, se tu non fossi stato troppo tranciante nelle tue idee inizialmente, non avresti dovuto poi fare il backflip adesso, ma vedi, se mantenessi questa linea un po' più morbida, che comunque piace, domande piacevoli, atteggiamento piacevole, penso che ne gioverebbe tutto l'ambiente, perché c'è molta gente che ti segue, lo sai. Allora, chiudiamo velocemente, domani andiamo live, lo sapete benissimo, per la partita. Facciamo semplicemente questo aggiornamento. Un altro amico bellino mi ha scritto per le liste, togli Turi, esatto, quindi facciamo un po' di aggiornamenti. Abbiamo dato Turi all'Altamura, Simeone lo mettiamo in rosso perché ci sta avvicinando, pare che il Torino si stia avvicinando tra domanda e offerta. Il Torino
Col Torino c'è una bella connessione, pensiamo a Buongiorno, pensiamo a Ngonghe. Cairo ci ha fatto sapere, no, ma il riscatto non è a 18, è a 16. Interessante quando poi i protagonisti vengono fuori e ti dicono quello che effettivamente è. Insomma, Simeone, che io già avevo messo qua, quindi non libera niente, quindi già avevo pensato in uscita, e vi si avvicina come Cajuste. Anche si continua a parlare dell'Ipswich, penso che ci stiamo avvicinando anche lì, sempre un diritto di riscatto. Questo è la situazione con le cessioni del Napoli. Potrebbe anche essere positivo se li prendono l'anno prossimo, così hai un incasso importante quest'anno con mezzo Osimhen, poi il resto l'anno prossimo potresti avere più disponibilità per gli acquisti completando queste cessioni, se li pigliano. E rimaniamo sempre alla situazione di stallo, signori, perché sempre Mazzocchi qui per far entrare il Gutierrez e sempre varie voci che si rincorrono. Qualcuno sta dicendo Grealish sta spingendo per il Napoli, adesso è uscito il discorso di Son, perché però io ho letto e sto sentendo che forse è più vicino alla MLS che non a rimanere in Europa. Piacerebbe tantissimo, però è più in là con l'età. A noi servono i piccolini adesso, quelli che escono dal fuoco in USA. Lo stesso Miretti potrebbe essere interessante, aspettiamo di capire su Guanlu se è passato il treno. E sempre le solite cose che dobbiamo risolvere con Raspadori, sempre l'Atletico Madrid. Attenzione, leggiamo, vediamo se ci sono delle novità. Niente, si leggeva semplicemente Romano ha detto il Marsiglia ha provato a prendere Gutierrez, ma l'irruzione del Napoli, quindi in questo caso speriamo Marsiglia beffato, che è l'Olympique di Marsiglia, quindi una squadra che vuol dire che il profilo è buono. Quindi vediamo se Napoli riesce a chiudere, dice Romano, speriamo bene. E poi niente, tutti gli indisponibili, insomma, Meret, Olivera, Buongiorno, Juan Jesus, McTominay proprio, vabbè, Gilmour, Spinazzola, Marianucci, Vergara, quindi siamo un po' in emergenza, tra virgolette, per la partita con il Brest da New York. Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, devo scappare a fare una cosa che spero riesca a fare, così vi porto una sorpresina. Se voi vi iscrivete al canale lasciate like, divertiamo moltissimo.